Amici bellini, questo è un video un po' diverso dagli altri, vi arriva probabilmente tardissimo, l'editing ci metterò un bel po', però c'è stata un'intervista molto bella a Scott, a McTominay, fatta da Paramount Plus, no? Quindi che a me tocca da vicino, e alcuni mi stanno mandando gli snippets, però io volevo veramente farla quasi parola per parola, mettendo anche un po' in difficoltà il mio cervello, perché alcune cose hanno senso già in inglese e tradurle in italiano è più difficile che io capirle, insomma, così. Cominciamo. Do il benvenuto a Mauro Ferrara. Sono successe delle cose, insomma, la fredda cronaca ci porta il Bologna in finale. Domani c'è conferenza, quindi iscrivetevi al canale, fiduciosi se siete nuovi. A noi piace parlare di calcio, parlare del Napoli, e quando c'è un evento piccolino come una bella intervista dove Scott non fa 0-0, qua abbiamo proprio sbobbinato, perché non è banale. Le domande non erano banali e le risposte non sono banali, perché alle volte anche con domande interessanti i giocatori dicono no, devi dare il meglio, faremo di tutto, è così. Invece Scott è stato un po' più profondo e credo che la copertina poi riguardi il segreto. Il segreto è questo qua, e nello specifico chi conosce questa teoria, diciamo, è un'americanata. The Secret è un'americanata che però se ci credi ti mette in condizione di raggiungere i tuoi obiettivi semplicemente entrando in un mood positivo che ti porta poi a fare delle cose che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi, a incontrare le persone giuste. E ci sono alcune frasi che Scott dice che, insomma, lasciate il like, che se lo merita. Loro fanno la pubblicità della birra, io invece acqua, perché meglio l'acqua. E cominciamo, perché poi servono gli idoli nel mondo del calcio, solo la maglia, capite? Ma nel momento in cui io perdo Kvara, io mi affeziono assai a Scott. Cominciamo. Come va il tuo italiano? È la prima cosa che gli chiedono. Lui dice non male, non è eccezionale. Le mie sono un po' parafrasi, perché se lui dice see what I have to deal with, i rumori e le cose. Yeah, our food. Quindi i rumori erano il cibo che... Vabbè. Quando lui dice not bad, it's not great, io non posso tradurvi non cattivo, ma non è grande. Capito? Vanno parafrasate delle cose. Comunque statemi dietro, perché il mio cervello si ingripperà. Insomma, lui dice ce la metto tutta. Posso fare, per esempio, adesso sono in grado probabilmente di fare le interviste post match, e qua magari vi introduco come proprio lui lo fa, perché è sfizioso. Oggi partita è molto buono con la squadra difficile, per me è troppo importante 3 punti and so on. Ok. Insomma, è una questione di confidence. La confidence io la traduco come fiducia in se stessi. Poi dopo mi rendo conto che forse la parola migliore è l'autostima, la sicurezza. Non è facile ovviamente quando ci sono le telecamere in diretta, però faccio del mio meglio, così mi imbarazzo se sbaglio le parole, ma sto provando a superare tutto questo. E c'è stato un momento, lui racconta i 25 minuti di una chiacchierata che si fa col giardiniere dopo la vittoria dello scudetto. Ero seduto lì a godermi il sole. Questo è un altro tema che, insomma, Scott si è innamorato perdutamente del cibo nostro e del weather, no? Del clima, perché lui non ci credeva fino in fondo, diceva ma sarà un altro il myth, come si dice? Myth, che non è un mito, ma non è un mito, è una sorta di frase fatta, no? Qualcosa che uno crede, un stereotipo. Uno stereotipo, vabbè là, tipo il cibo in Italia, e invece no, quando poi l'ha provato veramente ci è rimasto di sasso. Insomma, lui era lì a godersi il sole.
poco italiano, però lui mi ha capito e quindi si è sentito soddisfatto di questa cosa. Poi lui utilizzava un'app che molti di noi, anche mia moglie, utilizza così, e fa il nome dell'app. Io non lo farò perché non mi pagano, perché poi dice che poi ha cambiato app perché quella là non andava più bene e non ci dice il nome dell'app. Scott, facci sapere perché mia moglie sta imparando, è importante. Quindi non ha un insegnante, un tutor, preferisce farlo col telefono perché, questo è pure importante, che non voglio avere degli appuntamenti quando magari io torno a casa e ho bisogno di riposare, magari ho bisogno di più riposo, se ho già un appuntamento mi interrompe quella che potrebbe essere una routine del riposo che è importantissima per lui, e quindi quando ho un po' di tempo mi metto sul telefonino e faccio così. Ecco perché do credito, cioè fare i complimenti a gente come Lukaku che parla 5, 6, 7 lingue. Io ve l'ho sempre detto quanto è importante poi avere la capacità di comunicare in uno spogliatoio, l'allenatore in primis, ma il resto della società, perché Scott si è messo a disposizione e lui di persona vuole crescere e vuole imparare. Non tutti sono così, ecco perché non è per tutti Napoli e in generale forse l'Italia. Poi gli dice che non ha ancora realizzato appieno quanto fatto in questi ultimi 18 mesi tra scudetto e anche la qualificazione al mondiale della Scozia, ma sono ancora più critico con me stesso. I famosi high standards che lui si mette, conta il lavoro dietro le quinte con lo staff, con gli allenatori. Quest'anno per esempio è dura, già con tutti gli infortuni e tutte queste partite, quindi si chiede tanto alla squadra e sono orgoglioso di come tutti stanno affrontando la situazione, perché è evidente anche per loro che non solo hai aumentato il numero di partite, ma hai abbassato il numero di giocatori che hai a disposizione e quindi bisogna dare qualcosa in più. Teniamo presente che questa intervista avviene, se ho capito bene, subito dopo la partita col Benfica, ma prima della partita con l'Udinese, per capirci. Però lui dice anche l'anno scorso è andato, quindi lo mettiamo in un cassetto, ora tocca ripetersi nonostante gli infortuni e il cambio di posizione. Anche lui qua è consapevole, mi chiedono di fare altro, devo giocare un po' più basso e si mette a disposizione. 18esimo al pallone d'oro davanti a gente tipo Haaland, Bellingham. Lui dice è surreale, è una cosa surreale, ma non ci voglio pensare troppo. L'ego che si ingrandisce, qua vanno in difficoltà con l'italiano, non è che aiuta nelle prossime partite. Che tu vinca o che tu perda, devi trovare l'equilibrio. Altro tema caro a Scott, perché lo ripete sempre, dice non è che quando vinci ti devi esaltare troppo, ma non ti devi nemmeno deprimere troppo quando perdi. Equilibrio che voglio mantenere per tutta la mia carriera. Poi si fanno un po' di differenze, chiede Kate se Napoli è più intensa rispetto, certo Manchester ha le sue pressioni, però a Napoli i murales, la pizza col tuo nome, insomma la gente dice, si sa che Napoli è una città folle per il calcio. Dice non vado al centro onestamente, anche perché sono alto e biondo, mi riconoscerebbero subito, ma a Manchester uguale, cioè lui non è che ha cambiato il suo modo di vivere, la sua privacy perché adesso è a Napoli, e lo spiega molto bene. A Manchester era uguale, cioè io finiti gli allenamenti tornavo a casa per fare le mie cose, casa, recupero delle energie, recovery boots e red light therapy, cioè una terapia di luce rossa. Io adesso vedo se in post produzione vi metto delle immagini per spiegarvi cos'è, perché tecnicamente sono tutte cose che servono per il recupero proprio delle energie. È un ossessionato Scott su questo, è uno di quelli che cura il suo corpo in maniera secondo me anche più specifica di altri atleti. Dice la mia vita non è cambiata, però qua il cibo è migliore, il clima è migliore, non ci credevo all'inizio, poi l'ho provato, e anche lo stile, no? Il modo in cui la gente si veste, il modo in cui la gente va in giro, insomma è proprio vero. Poi a livello personale la gente potrebbe credere che io sia cambiato, sai, mi mandano il famoso Italian glow up di cui si parla. Immagino che gli amici gli abbiano mandato quella foto dove lui sta vestito bene, con quella molto fancy, col doppio petto, insomma così, e dice ma come adesso ti vesti pure così? Dice ma io anche prima in realtà cercavo di vestirmi bene, ma una volta che si crea una narrativa online tutti la condividono ed è impossibile fermarla, ma non ci faccio molto caso. Alla fine io sono molto riservato, e aggiunge I'm a big kid,
che immagino si possa tradurre come sono un bambinone. Cioè, lui è un bambino, io poi lo guardo, 29 anni, no? È uno di quelli che nella vera e propria maturità calcistica, nel suo prime probabilmente, lo guardo io e non dico che potrebbe essere mio figlio, ma è un ragazzo a cui potrei dare dei consigli magari di vita, così. Intanto ci sembrano degli eroi, no? Larger than life, e non ci rendiamo conto che sono alla fine molto semplici. Fa dei passaggi sulla propria famiglia che è veramente spettacolare. C'ha una mentalità da guerriero, ma alla fine è un bambinone. Tanto recupero, qua va nel dettaglio per quello che è il suo recupero fisico. Ice bath, cioè bagni ghiacciati col ghiaccio. Parla di questi recovery boots per i piedi, immagino, compressione delle gambe e questa terapia di luce rossa per dormire meglio. Poi tra l'altro lui dice, lui porta le lenti a contatto, con un'altra cosa che scopriamo. Oppure quando non porta le lenti porta gli occhiali, quelli che bloccano la luce blu, la famosa luce blu che viene dai cellulari, che poi se noi lo guardiamo, continuiamo a guardare i cellulari e a scrollare prima di andare a dormire, dormiamo peggio, perché per tutti i motivi che potete immaginare, insomma, non va bene. Oltretutto lui può dormire solamente in una stanza fredda. Se fa caldo non riesce a dormire. E quindi la solita cosa, le donne che hanno sempre freddo, la fidanzata serve un compromesso, però lo sleep di Scott è più importante proprio per una questione lavorativa. Troppe partite non è una scusa. Sei pagato, qua lui lo dice proprio bene, siamo pagati, e anche bene, per giocare 3 partite a settimana. Infortuni o meno del resto della squadra, ma tu quando entri a fare questo lavoro l'obiettivo è quello. Capiamoci, mentalità, usciamo dalla Coppa per concentrarsi sul campionato. I professionisti che crescono in un certo modo, quello che è cresciuto dalla Premier League, dalle giovanili del Manchester, il loro obiettivo è: se voglio diventare un grande professionista, i grandi professionisti giocano 3 partite a settimana, sono quelli che non ce l'hanno fatta, che ne giocano una sola. Quindi l'obiettivo è quello e non ci si può lamentare. Se Messi e Cristiano Ronaldo lo hanno fatto per 20 anni, noi non possiamo lamentarci che sono 6 mesi che teniamo 3 partite a settimana. È chiaro? È chiaro. Questo può valere anche per Conte, ma andiamo avanti. Poi lui dice: giocherei per altri 10 anni, probabilmente. Mi sentirei deluso se il mio livello si abbassasse, perché sono molto ossessivo. Ora questo ossessionato più che ossessivo si potrebbe tradurre, nel senso che lui fa di tutto per tenere il suo fisico al massimo livello, per sentirsi sempre bene, per non sentire la stanchezza. E c'è anche un passaggio che ci spiegherà il perché lui in teoria potrebbe arrivare, ora ne ha 29, fare altri 10 anni fino a 39 non è poco, però in teoria ci potrebbe arrivare. Quindi il suo essere ossessionato, ma non in generale dal calcio, cioè lui non è che guarda partite ad ogni minuto, è più un'ossessione nel mantenere il suo corpo per sentirsi sempre al meglio. A volte preferisco staccare e non guardare le partite, perché può essere anche too much. Napoli rispetto al Manchester è una squadra ad orientamento familiare, non saprei tradurlo meglio di così. Mi piace, è difficile non conoscendo bene la lingua, perché vorrebbe partecipare di più, e immagino che quando entri a Castelvolturno bla 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 si sente tutto italiano, ma non posso che parlare benissimo di tutti. Amo Conte, parla anche un po' di Conte, la mentalità, la conoscenza tattica. Non è facile quando si perde, ovviamente, ma vale per tutti i coach, non è che quando perdi con Conte sono dolori e quando perdi con un altro non fa niente, vale per tutti. Tanti video per la tattica, tanta intensità e lavoro sul campo per le varie fasi. Spiega proprio che Conte gli dice cosa fare in fase difensiva, dove andare a trovare gli spazi per la fase offensiva, insomma, vabbè, non avevo dubbi. Poi gli dice: non ho bisogno di coccole, io qua lo traduco, non ho bisogno di coccole, cioè lui parla di un braccio intorno alla spalla, cioè una pacca sulla spalla quando per esempio non gioca bene. Dice: non ti preoccupare, lui non ha bisogno di questo atteggiamento qua, preferisce un approccio più tosto. Però dice anche che non tutti sono così, cioè alcuni giocatori hanno bisogno magari di una parola buona. E poi c'è la questione overthink. Are you an overthinker? Now, overthinker posso immaginare che è uno che rimugina, che pensa troppo, e lui crede di non esserlo. È quello che dicono pubblicamente di me, dice: no, non mi dà fastidio, non mi tocca. Se lo dice il mister, cioè se il mister mi chiama nel suo ufficio e mi dice qualcosa, allora lì lui sente che la cosa è grave. Che la mia paura è di sembrare non concentrato
o sembrare che lui non stia dando il massimo. A quel punto lui si fa delle domande, se il mister ha questa impressione. Kate gli chiede, sei in un ottimo momento, no? Se comparato con gli anni di Ten Hag. Lui non la vive così. Dice, per esempio, non ho giocato bene l'altra sera, e credo si riferisca al Benfica, e non la passo liscia. Anche se uno dice ha avuto un buon anno oppure delle buone partite, o addirittura arriviamo ai 18 mesi, perché è un ottimo anno complessivo più l'inizio di questi qua. Dice, la gente ha la memoria di un pesce rosso, che tra l'altro la curiosità è che in inglese è goldfish, cioè pesce d'oro. In Italia diventa pesce rosso, forse a noi sono arrivate più sfumature di rosso che dorate, quindi si dimenticano tutto in fretta. Quindi il calcio professionistico non la passi lì, sbagli una partita, subito ti mettono sulla graticola, non hai il credito dura poco. E qua entra nello specifico, dice, io fino a 16 anni ero 1,70 m e è bello che dice che era un silky number 10. Ora, un silky number 10 è un fantasista di seta, immaginatevelo, insomma, sgusciante, che più agile, più magrolino magari, tra le linee, infilarsi, segnare gol, bello, no? Il trequartista così. Dopodiché ha cominciato a crescere esponenzialmente fino ad arrivare oltre il 1,90 m che è adesso, ma è stato un late bloomer, immagino, no? E quindi lui tra i 18 e i 21 anni si è dovuto abituare a questo corpo più grande, dove fare tutti quei movimenti non era altrettanto facile, e quindi lui dice, io adesso ho 29 anni ma non me li sento addosso, perché fa il paragone con quelli che intorno ai 17 si sono già sviluppati e quindi per arrivare ai 29 ne fanno 12 con quel fisico. Lui ne ha fatti di meno, cioè è come se a 21 anni avesse cominciato a lavorare su questo fisico che ha adesso, ed ecco perché in teoria potrebbe durare di più la carriera di McTominay, perché non se li sente addosso, non lo vive come un lavoro. Lui dice che è più dura viaggiare, i viaggi gli danno più fastidio che il lavoro sul campo, e sa di essere un fortunato e non lo dà per scontato che la gente si taglierebbe un braccio pur di giocare a pallone. Orgoglioso delle sue 255 apparizioni al Manchester United, gol, 2 trofei, poi il fatto che lui sia esploso come centrocampista più offensivo. Kate cerca di pungolarlo sul Manchester e lui non si lascia trascinare, perché lui dice tornare al Manchester o tornare in Premier League per dimostrare che non aveva dato il massimo. Lui dice, l'ho pensato ad un certo punto, ma già col Manchester nell'ultima stagione io avevo fatto dei gol e l'ho pensato che il ruolo ideale mio fosse di stare un po' più avanti, ma anche oggi io devo per esempio giocare un po' più dietro, perché quello che chiede la squadra e quello che mi chiede il mister, non mi lamento, non mi metto lì con presunzione a dire io devo giocare più avanti perché queste sono le mie caratteristiche. E questa è mentalità. Dispiaciuto dalla cessione, insomma, della separazione magari con il Manchester, no, è stata una scelta condivisa. Io poi continuo a seguirli, mi fa piacere quando vincono. Mourinho, per esempio, Mourinho è un personaggio, lui dice, mi manca la sua energia. E qua è proprio bello, dice, papà mi ha detto, ma che vai a giocare col Benfica, mi raccomando, vallo a salutare, vai a dire che sei grato di tutto quello che ha fatto. È bellissimo il papà che dice al figlio, mi raccomando, che gli insegna ancora, quasi per le orecchie gli insegna a campare, mi raccomando, non fa brutta figura con Mourinho, che è stato quello che ti ha messo in campo per la prima volta tra i professionisti, fu bravo. E veramente vedi il lato umano del bambinone che in teoria sta ancora crescendo e ascolta i suoi genitori. E poi Kate cerca di pungolarlo fino alla fine, penso che questo stia girando, insomma, come clip, lasciare Manchester per poi esplodere, cioè i giocatori che hanno migliorato la loro carriera dopo aver lasciato Manchester. E lui non fa 0-0, dice no, è troppo semplice così, non è colpa del Manchester United. Ovviamente se vai poi a giocare di più aumenta la famosa autostima e quindi ovviamente puoi giocare meglio. Fa l'esempio di Rashford, poi altri giocatori non li nomina ma li possiamo immaginare, ma il giocare di più te li devi guadagnare, come per esempio Bruno Fernandes, che se l'è guadagnato e sta facendo ottime cose con il Manchester United. Lui non ha avuto bisogno di lasciare di cambiare aria per giocare ai suoi massimi livelli. Il Manchester United ti dà tutto per esplodere, per avere successo a tutti i livelli, quindi non si mette lì a dare la colpa al Manchester di quello che sta andando male o no ai giocatori. Poi
se la vedranno loro, insomma, come risolvere le loro problematiche. La rovesciata, e qua arriviamo al segreto vero e proprio. La rovesciata l'ho rivista 500 volte, pelle d'oca. Credo molto in manifesting. Ora, sul manifesting, io la chiamo visualizzazione, ma è la visualizzazione, il manifesting è la seconda fase. Tu visualizzi e poi manifesti, cioè rendi reale quello che è stato un tuo pensiero. E lui manifesta molto sul pullman prima della partita. E non dico che me lo sono immaginato così, ma mi sono immaginato di fare un bel gol. Poi Robertson, capitano, che ha parlato con alcuni giocatori e li ha pompati dicendo questi sono i palchi importanti dove si fa la storia, e lui ha pensato ma perché non possa essere io uno di questi protagonisti che fanno la storia in questa partita, magari sono io. E poi la scena, insomma, del dove mamma, anche perché lui sa, papà viene quasi sempre in quel momento, faccio quel gol, dove mamma, e vi è venuto spontaneo perché li ha cercati negli spalti e non riusciva a vederli subito. Il mondiale con la Scozia ovviamente è un sogno, giocarlo e non guardarlo da esterno, perché lui aveva 2 anni quando l'ultima volta che la Scozia partecipava a un mondiale, e devi bloccarle le emozioni quasi come, insomma, quasi come se non fosse quello stage, no? Quel palcoscenico importante, un po' come anche in Champions. Ascolto musica, questo nel pullman, e immagino come, e qua è la chiave, immagino come si sentiranno a casa, per esempio il nonno che guarda dal divano, cosa sentiranno in quel momento quando io, per esempio, segnerò un gol. Mica succede sempre, però quando succede tu sei stato un po' artefice di tutto questo. Questa è proprio la chiave della visualizzazione del segreto. Io quando ho provato a descrivere quella che è la legge di attrazione ad amici che un po' scettici non ci credevano, eccetera, io l'ho messa in pratica da quando mi sono mosso qui, e al di là dell'americanata di come lo descrivono, tu semplicemente, se riesci a metterti in condizione di provare già la felicità che proverai quando avrai ottenuto i tuoi obiettivi, allora già ti metterai nel mood perfetto per ottenerli. Quindi devi far finta, anche devi prenderti anche un pochino in giro, non riesco a uscire da questa situazione. Comincia a immaginare come ti sentirai, quindi non tanto immaginare quello che vuoi, voglio questo, no, immagina come ti sentirai quando avrai questo, e questo vale per tutti i livelli. E lui lo mette proprio in pratica. Poi ci cita un po' di cantanti: Olivia Dean, Ganna, insomma, Lil Baby, Big X, Luke Holmes, Eric Strickland. Non dire. Io ne conosco pochissimo, quindi andiamo avanti. Brasile, Marocco, Haiti. È tosta, ma è exciting, eccitante, forse si traduce emozionante, insomma, siamo lì. Ma dobbiamo andare con la mentalità, perché Kate dice sarà un grande mondiale se la Scozia farà cosa? Passerà il turno, oppure le qualificazioni, oppure lui dice sarà un successo se la vinciamo, poi ride. Ma lui dice semplicemente vai là con la mentalità di poterli battere tutti, cioè non è che pensi ok, possiamo battere Haiti, però col Brasile è quasi sicuro che no, la mentalità è che li puoi battere. E poi non voglio mettere limiti, è come se it's like you're tempting fate, è come se praticamente mettendo lì un limite lì nell'universo a livello di energie, dici ok, magari possiamo superare i gironi, ma non più di questo. È come se stessi creando quel destino tu stesso, mettendoti dei limiti quando magari potresti andare oltre. Quindi nel complesso sto ragazzo è un animo puro, è uno che ha grande classe, che non si mette a sputare nel piatto dove ha mangiato e dove è cresciuto, anche se avrebbe potuto farlo, perché non è stato valorizzato come poteva essere valorizzato. Ha una mentalità da guerriero assoluto, da atleta impeccabile, che ci tiene al proprio corpo. Deve fare una partita in più, la fa, deve giocare in una posizione che non lo valorizza altrettanto e lo fa. Resta un bambinone, resta un ragazzo di famiglia. Noi ricordiamo che lui nasce a Manchester, ma di famiglia scozzese, ecco perché poi si dichiara scozzese. McTominay però è come quando qui, no, dice io sono italiano, dove sei nato? Nel New Jersey. E allora non sei italiano, no, ma quella è mia nonna. E allora
si utilizza sempre questo, no? L'heritage. Però io sono veramente orgoglioso di avere il nostro numero 8 con noi e di poter esultare a tutti i suoi gol, o anche, e nella conclusione vi rimando al quello che alla fine è successo in campo, perché vabbè, Allegri mi hanno fatto la super multina. Mi pare che Sarri fu squalificato, se poi volevate paragonare Sarri con Mancini, mi pare che Sarri chiese scusa e fu squalificato. Vabbè, ripenso a Scott McTominay al centro del campo che si fa rispettare con Tomori, si fa sentire la sua presenza anche fisicamente, anche con l'arbitro, e ricordo purtroppo, rivedendo le immagini, di come Politano invece soccombe di fronte a un sopruso e non riesce a farsi carico della verità, utilizzando un po' più di carisma. Maignan se lo mangia, proprio se lo mangia e gestisce lui la situazione, si chiedono scusa a vicenda, e purtroppo se fosse successo magari un McTominay magari avrebbe saputo come anche indirizzare l'arbitro verso il VAR. Se Politano fa la faccia del gatto bastonato che subisce senza nemmeno protestare nel modo giusto, e alle volte l'atteggiamento vale anche più di quella che è la tecnica di base, non voglio dire nient'altro. Da New York, Valerio Fluido è tutto, un video molto diverso dal solito, di tante chiacchiere, però chiacchiere che spero, perché magari qualcuno non lo parla in inglese, non siete tutti obbligati a parlare in inglese, e le traduzioni che poi si fanno, alle volte delle parole si perdono. Volevo fare questa cosa per voi. Mentre la Lazio è ancora sullo 0-0, mancano pochi minuti, fatemi sapere se poi l'hanno sbloccata alla fine. Mamma mia che tristezza sta Serie A, vabbè.